Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia. Le principali notizie. Grande attesa a Militello per la visita del Presidente della Repubblica Mattarella. Nel pomeriggio deporrà una corona per gli eroi della Resistenza. Poi inaugurerà la scuola Pietro Carrera. Il sindaco di Militello Burtone a Buongiorno Sicilia. A Mattarella dirò grazie anche a nome dei bambini della scuola. La sua visita è un segnale di attenzione per le comunità delle aree interne della nostra regione. Festa grande a Palermo, vinti in un bar tra Brancaccio e Sperone 2 milioni di euro della Lotteria Italia. Alla titolare qui viene gente della zona, speriamo si ricordino di noi. Scicli, spari e sequestro di un giovane per un debito di droga. Era successo lo scorso giugno. Dopo i primi 2 arresti, oggi in manette altre 9 persone, compresi 2 minorenni. Sarà il TAR a fine mese a stabilire se la procreazione assistita sarà davvero un servizio gratuito in tutta Italia. Finora nelle strutture private bisogna sborsare dai 5.000 euro in su. Le associazioni chiedono che il 10 gennaio diventi la giornata nazionale anti-racket, ce n'è bisogno. A Catania come a Palermo solo l'1% denuncia, alcune vittime mostrano pure atteggiamenti di sudditanza. Il 2025 sarà l'anno dei ponti, forse di quello sullo stretto, di sicuro dei riposi per le tante festività a ridosso dei fine settimana. Con 6 giorni di ferie sarà possibile farne 32 di vacanza. Calcio, per il nuovo direttore sportivo Carlo Osti, presentato oggi il Palermo è una grande opportunità. Intanto domenica al Barbera arriva il Modena. In Serie C il Catania pronto a una nuova rivoluzione di gennaio. Bentrovati, clima di grande attesa a Militello, Val di Catania, dove tra poche ore arriverà il Presidente della Repubblica Mattarella, che inaugurerà una scuola appena ristrutturata, un tripudio di bandiere tricolori dai palazzi per accoglierlo. La nostra inviata è Emanuela Corsi. Noi lo vogliamo tutti bene, lo stiamo aspettando con ansietà a Militello, dai. Emozione e gioia a Militello in Val di Catania, dove tra poche ore arriverà il Presidente della Repubblica Mattarella. Nel comune della provincia etnea sono tutti in trepidante attesa. L'ho presa in maniera fantastica, mi è piaciuto tantissimo questo fatto. Penso che rimarrà nella storia questo fatto. Il Presidente dovrebbe venire ogni settimana per me. Quasi c'è di bello, è barocco qua a Militello, c'è tutto da vedere. Per noi è un onore, penso che non si verificherà mai più che un presidente verrà a Militello, perciò lo aspettiamo con ansie. Sui palazzi sventola il tricolore per dare il benvenuto al Presidente e c'è chi ha preparato una piccola opera con un messaggio personale. Un bel messaggio per il Presidente, l'ha fatto lei? Sì, sono Mario Catanese, mi piace fare questo lavoro e l'ho fatto con cuore. Se lo ricorderà per sempre questo compleanno? Certo che me lo ricordo. Il 72 è bello, il 72. Quando le chiederanno, ma i 72 anni con chi li hai passati? Con Presidente. Il programma dovrà rispettare un rigido protocollo di sicurezza. L'arrivo del Presidente è previsto per le 16:30 qui nei pressi della Villa Comunale, dove verrà deposta una corona di alloro al monumento degli eroi della Resistenza. A seguire Mattarella inaugurerà il plesso scolastico Pietro Carrera, recentemente ristrutturato, e visiterà la scuola. Infine il Presidente Mattarella sarà ricevuto presso il Palazzetto dello Sport per i saluti istituzionali. Ad accoglierlo il sindaco di Militello Giovanni Burtone, prevista la partecipazione del ministro Musumeci, a cui Militello ha dato i natali, del Presidente della Regione Schifani, del prefetto Librizi e del sindaco della città metropolitana Trantino. C'è chi in paese spera che al grande evento possa partecipare anche Pippo Baudo, altro cittadino illustre del comune della provincia etnea. E in attesa di Mattarella, il sindaco di Militello, Burtone, ha anticipato a Buongiorno Sicilia il benvenuto che darà nel pomeriggio al Presidente della Repubblica. Ascoltiamolo. Lo voglio ringraziare e poi gli porterò i saluti dei bambini, dei nostri migranti,
ma anche delle famiglie che a Militello sono, vorrei dire, simboliche, perché hanno avuto delle tragedie, 2 che sono morti nel servizio alla patria, delle forze dell'ordine, di me e Sciannaka, e poi un'altra persona che è morta come incidente del lavoro, Caruso. E quindi porto a lui il saluto poi della comunità e lo ringrazierò per aver voluto dare questo segnale ai bambini delle scuole, ma anche a tutta la comunità delle aree interne. Lotteria Italia, festa grande a Palermo, vinto il terzo premio da 2 milioni di euro in un bar del capoluogo e la titolare dice: da noi viene gente del quartiere, speriamo che si ricordino di noi. Marco Gullà. In questo bar, che nasce tra i quartieri Brancaccio e Sperone di Palermo, qualcuno da oggi può dire di poter cambiare vita. Sono stati infatti vinti 2 milioni di euro con il terzo premio della Lotteria Italia, una vincita storica. Palermo viene baciata dalla Dea Bendata e nel bar Pasticceria Porretto è ovviamente festa grande. Felicissima, orgogliosa, finalmente una bella vincita e che possa essere un cliente bisognoso. Sarà questa bella vincita. Sicuramente. Ne passano tanti, ne ho venduti tanti e ne ho persi di venderne tanti. E nel quartiere è già caccia al fortunato vincitore, in tanti dicono è sicuramente della zona, visto che il bar ha una clientela prevalentemente locale. È lei il fortunato vincitore? Assolutamente no. Lei lo ha comprato, signore? Io l'ho comprato il biglietto, però non ho vinto io. E quando ha saputo che la vincita era stata fatta qui, in questo bar, che ha pensato? Mi sono arrabbiato un poco. Sì? Sì, mi sono arrabbiato un poco. Perché io sono cliente di qua e... E il biglietto l'ha comprato qua? Sì, certo. Io vengo ogni giorno, pranzo e cena, mattina, sera, però non ho comprato il biglietto, mi dispiace. Però spero che sia una persona che abbia di bisogno, d'altronde qui veniamo persone normali, comuni. Ed eccola qui, la matrice vincente, una vincita storica per questo bar. Cosa chiedere al vincitore? Nulla, ma che si fa vivo, anche mettere una busta sotto la porta. No, cosa augurargli? Niente, tutto il bene. Siamo felici noi che abbiamo fatto questa ultima pubblicità alla nostra pasticceria e augurargli il meglio soltanto al vincitore. Tanti auguri e in bocca al lupo per tutto. Fate vivo però. Auguri al vincitore. Auguri al vincitore alla pasticceria. Complimenti al vincitore o alla vincitrice. E adesso altre storie, spari e sequestro di un giovane per un debito di droga. Era successo a Scicli lo scorso giugno e dopo i primi 2 arresti oggi sono finite in manette altre 9 persone, comprese 2 minorenni. Veronica Barbarino. Si chiude il cerchio attorno alla vicenda della sparatoria tra 2 bande rivali a Scicli e del sequestro di un 19enne, trasferito poi a Siracusa a scopo di estorsione, avvenuta lo scorso 20 giugno. Ai primi 2 arresti immediati, all'irruzione nel covo e la liberazione dell'ostaggio da parte del gruppo di intervento speciale dei carabinieri, si sommano oggi 9 arresti, di cui 4 minorenni. Sono tutti responsabili di sequestro di persona a scopo di estorsione e di detenzione e porto di armi da fuoco aggravati in concorso. Il motivo dello scontro sarebbe stato legato al mancato pagamento di una partita di droga. Secondo quanto ricostruito dalle indagini condotte dai carabinieri di Modica, il sequestro ha avuto inizio a Scicli, dove il gruppo avrebbe prelevato con la forza il 19enne. Gli indagati avrebbero poi trasferito la vittima a Siracusa, avanzando richieste estorsive. La gravità del reato e la pericolosità degli autori hanno reso necessario l'intervento di un'unità del GIS dei carabinieri, che ha portato al blitz di liberazione dell'ostaggio. Le indagini sono state coordinate dalla Procura distrettuale antimafia e dalla Procura per i minorenni di Catania, coinvolgendo i reparti investigativi dei comandi provinciali di Ragusa e Siracusa e l'impiego di 3 unità cinofile. Vista la gravità dei reati, per tutti gli indagati è stato sottoposto il carcere. A Catania, esausto dalla dipendenza dalla droga, un 21enne si è autodenunciato alla polizia, rivelando anche di aver rubato un'auto. Agli agenti del commissariato di Librino ha confessato: sono dipendente dal crack, arrestatemi. La polizia lo ha segnalato al servizio per le tossicodipendenze. A Partinico, vigili del fuoco e carabinieri hanno salvato in estremis un uomo che, in preda alla depressione, voleva suicidarsi gettandosi dal balcone del terzo piano di casa.
Dopo l'ultimo caso al Policlinico di Catania, medici e infermieri delle strutture pubbliche chiedono sicurezza contro le aggressioni in corsia. I numeri infatti sono in aumento. Luca Ciliberti. Un'altra insensata violenza, episodi che si moltiplicano ai danni del personale sanitario in servizio nelle strutture pubbliche. Il caso dei 2 pediatri aggrediti in corsia al Policlinico di Catania riaprono il tema della sicurezza. Fenomeno inaccettabile e vergognoso che richiede misure immediate, sottolinea il sindacato CIMO in una nota. Da più parti si invoca un ruolo più incisivo delle guardie giurate a garanzia di un raccordo efficace con le forze dell'ordine. Nell'ultimo caso di Catania addirittura sembra che manchino persino le telecamere per individuare gli autori del gesto. I numeri sono impietosi. In totale, in tutto il paese, si sono verificate 4.100 aggressioni al personale sanitario, 11 al giorno. Il numero sale a 16.000 casi se si considerano anche le violenze verbali. I dati del Ministero della Salute sono riferiti al 2023, ma il bilancio dell'anno appena trascorso sembra aggravarsi. Il senso di impunità è totale, nonostante le nuove misure in vigore da qualche mese. Nei casi più gravi, il limite massimo di reclusione per chi aggredisce medici e infermieri arriva fino a 5 anni di carcere. Il reparto più pericoloso resta sempre il pronto soccorso, però spesso a inveire contro il personale sono i pazienti estenuati dalle lunghissime attese. Ecco perché i sindacati dei medici chiedono di rinforzare gli organici per aumentare i filtri nei reparti e smaltire le code. A Palermo i carabinieri hanno arrestato nel mercato di Ballarò per spaccio di droga padre e figlio di 48 e 18 anni in un contenitore di vetro che i due avevano nascosto in un pozzetto in strada. Sono state sequestrate diverse dosi di hashish pronte per lo smercio illegale. A Cireale, dopo alcune ore, spento dai vigili del fuoco l'incendio che ieri sera è divampato nell'ex hotel Excelsior. La struttura è in disuso da anni e è utilizzata dai senza casa, per cui si è proceduto con attenzione al controllo di eventuali presenze all'interno. Per fortuna non ci sono stati feriti. Atteso per fine mese il via libera del TAR alla procreazione assistita gratuita in tutta Italia. Nelle strutture private finora bisogna sborsare dai 5.000 euro in su. Desiree Ferlito. Attesa per il 28 gennaio la decisione del TAR sull'aggiornamento della lista di prestazioni sanitarie gratuite. Tra queste la fecondazione assistita, che diventerebbe quindi accessibile a tutti. Assicurare una prestazione sanitaria fondamentale ai cittadini che soffrono di infertilità e che fino ad ora hanno dovuto sostenere costi di tasca propria in centri privati con tariffe dai 5.000 euro in su rappresenterebbe un cambiamento epocale. La Regione è già sommersa dalle richieste e fronteggiarle con solo 3 strutture pubbliche attualmente operative in ambito di fecondazione assistita sarà un arduo compito. Sono 80.000 le coppie che l'affrontano in Italia, oltre 100.000 i cicli di trattamento, 16.718 i bambini nati grazie alla procreazione assistita. I LEA furono stabiliti l'ultima volta negli anni 90, quindi questo aggiornamento era atteso da anni. Il TAR dovrà esprimersi sul ricorso rappresentato da centinaia di strutture private accreditate e dalle principali associazioni che rappresentano gli operatori sanitari privati, secondo cui i rimborsi previsti dal Ministero sono insufficienti a coprire le spese che loro sosterrebbero per fornire i servizi inclusi nei nuovi LEA. Si attende l'udienza in cui valutare il ricorso e nel frattempo ha sospeso l'entrata in vigore dei nuovi LEA. Almeno fino a quella decisione, quindi queste prestazioni mediche continueranno a essere a pagamento. L'attività economica della Sicilia è minata dalle estorsioni, ma anche purtroppo dalla mentalità di tanti taglieggiati. A Catania, come a Palermo, denuncia soltanto l'1% e alcune vittime mostrano pure atteggiamenti di sudditanza. Per questo le associazioni chiedono che il 10 gennaio diventi giornata nazionale anti-racket. Adelaide Barbagallo. A Palermo, nella città di Libero Grassi, il commerciante che per primo si oppose in maniera eclatante al pizzo pagando con la sua vita, a distanza di 34 anni da quel 10 gennaio che si vuol far diventare giornata internazionale contro il racket, quelli che denunciano sono poco più dell'1%. Non va meglio a Catania, dove i taglieggiati spesso negano di aver pagato, anche quando gli inquirenti riescono a dimostrare il contrario. Su 10 vittime, in media, solo una collabora. Ad Adrano, nell'inchiesta che ha azzerato il clan Scalisi, è emerso persino
persino un atteggiamento di sudditanza delle vittime. Alcune nel periodo di Natale regalavano il panettone agli estorsori. Il presidente di Confcommercio Catania spiega così le poche denunce. Non ritengo che in questo momento ci sia una situazione di reale paura, c'è piuttosto una situazione di sfiducia, cioè si ha la sensazione che la giustizia, più ancora che le forze dell'ordine, in alcuni casi sia un po' lenta. Ecco, questo non favorisce la collaborazione. Rileggendo le carte delle recenti inchieste emerge una mentalità difficile da debellare. Nel quartiere Brancaccio un negoziante, riferendosi al pizzo pagato, diceva: «Ho fatto il mio dovere». Uno stigliolaro regala la porchetta definendo il mafioso una persona troppo educata. E così brillano come diamanti alcune denunce, come quella degli operai di un cantiere edile di Palermo che hanno denunciato l'estorsore del loro datore di lavoro. «Lo facciamo», dissero, «per dare un segnale alle nuove generazioni e anche per il nostro titolare. Deve pagare ciò che è giusto, i fornitori, gli operai, non di certo i mafiosi». La Procura di Palermo indaga sulla morte di un uomo di 76 anni, Giuseppe Barbaro, che è deceduto ieri all'ospedale Villa Sofia dopo 17 giorni di ricovero in attesa di essere operato per una frattura. I parenti hanno già presentato un esposto assistiti dall'avvocato dall'AIRA. Palermo, domani sciopero proclamato dal sindacato UGL Mare dei lavoratori di Caronte Tourist Isole Minori. Sono previsti disagi nei collegamenti, la compagnia comunque ha predisposto un piano di servizi minimi da assicurare fra la Sicilia e le isole coinvolte. Francesco Triolo. Si preannunciano disagi per i collegamenti con le isole minori nella giornata di domani. Il sindacato UGL Mare e Porti ha proclamato 24 ore di sciopero dei lavoratori Caronte e Tourist Isole Minori da domani mattina alle 8 sino a giovedì, contro la decisione aziendale di modificare l'organizzazione del lavoro che secondo il sindacato comprometterebbe l'occupazione, cambierebbe la vita dei lavoratori e ridurrebbe gli standard qualitativi e di sicurezza oggi raggiunti dall'azienda. Da tempo è attivo un tavolo di raffreddamento anche con gli altri sindacati sulla vertenza che sta interessando Caronte e Tourist Isole Minori ormai dallo scorso novembre, soprattutto dopo che la società ha deciso di congelare alcuni accordi recentemente sottoscritti. In previsione dello sciopero, la compagnia di navigazione ha predisposto lo schema dei servizi minimi da assicurare da e per le isole minori. Saranno in servizio 3 navi per le olie, una nave per le Egadi, una nave per le Pelagie, una per Pantelleria ed una nave per Ustica. A Palermo cumuli di spazzatura sono stati dati alle fiamme nella notte utilizzando anche i petardi che vengono esplosi tutti i giorni in alcune zone della città. Gli incendi nei cassonetti, una decina in periferia, hanno reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'Epifania tutte le feste porta via, ma attenzione al calendario. Il 2025 è l'anno dei ponti, tante festività a ridosso dei fine settimana e c'è già chi ha fatto i calcoli. Con 6 giorni di ferie sarà possibile farne 32 di vacanza. È stato Francesco Aloi, guardate. L'Epifania a tutte le feste porta via, si sa, ma anche se si torna al lavoro o a scuola, c'è chi pensa già ai prossimi ponti. E sì, il 2025 possiamo definirlo proprio l'anno dei ponti. Serviranno soltanto 6 giorni di ferie per ottenerne 32 di vacanza. È una cosa bellissima, insomma, poter approfittare del tempo libero con tutti questi ponti. Una buona, convergenza. Cosa pensa di fare? Ma di sicuro passare più tempo con la mia famiglia. Almeno ci ho più occasioni per riposarsi. Sarà aprile il mese che regalerà la pausa più lunga. Tra Pasqua e la festa della Liberazione, prendendo 3 giorni di ferie, si resterà a casa, o forse è meglio dire in vacanza, per ben 10 giorni. È l'occasione per fare una vacanza con la mia compagna e di vedere dei posti sicuramente interessanti. No, io non faccio spesso molte vacanze, però mi piace, sono un tipo a cui piace studiare con calma e quindi avendo più ponti posso studiare con più calma. Ponti allungati quindi, come quelli del 1 maggio, del 2 giugno, dell'Immacolata. Per le prossime festività natalizie basterà prendere 2 giorni di ferie, 24 e 27 dicembre, per 5 giorni di relax. E quindi benvenuto anno dei ponti e forse anche del ponte, quello che però non troveremo sul calendario, ma sullo stretto di Messina. Fortuna!
tanti anni come il 2025 a seguire, speriamo. Speriamo, vedremo. Montevago, dopo una pausa di una settimana, è tornata a tremare la terra nella valle del Belice. Una scossa di magnitudo 1.9 è stata registrata ieri, poco prima delle 23, e l'epicentro è lo stesso che dal giorno di Natale ha generato uno sciame sismico con 15 scosse in successione ormai. Adesso è il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con le prime dichiarazioni del direttore sportivo del Palermo Osti e le indiscrezioni di mercato. State con noi, vi aspettiamo. Calcio Palermo, presentato questa mattina il neo direttore sportivo Carlo Osti. Per me Palermo rappresenta una grande opportunità, ha detto il dirigente rosanero. E intanto domenica al Barbera arriva il Modena. Marco Gullà. La direzione sportiva è andata in difficoltà, ecco perché abbiamo preferito cambiare. Parole dell'amministratore delegato del Palermo Giovanni Gardini, che questa mattina ha presentato al Barbera il neo direttore sportivo rosanero Carlo Osti, che succede a Morgan De Santis. Il club siciliano volta pagina e adesso spera nella mano di Osti per dare una nuova identità alla squadra. Entro in punta di piedi come nel mio carattere, ma consapevole che si possano raggiungere i risultati di cui ha parlato Giovanni e che sono i risultati che tutti vogliamo, perché sono risultati sono obiettivi ambiziosi di una proprietà ambiziosa. Spero di poter cambiare le cose fin da oggi. Lo so che i risultati sono stati questi, secondo me potrebbero cambiare rapidamente, perché credo in questa squadra, cercherò di capire quello che è successo, ma sono convinto che la squadra possa cambiare, diciamo, il senso del campionato fin da subito. Mercato, tutto gira intorno a Brunori. L'attaccante potrebbe restare almeno fino a fine stagione. Il Palermo infatti, se cederà il centravanti, lo farà solo a titolo definitivo e non in prestito, e in questo mercato appare complesso pensare ad una cessione. Rosanero alla ricerca di un portiere, sfuma Vasquez dell'Empoli. Intanto la squadra lavora per la partita di domenica al Barbera contro il Modena. In porta, visto l'infortunio rimediato da De Planche, ci sarà Salvatore Sirigu. Calciomercato in pieno fermento, tante le operazioni che dovrà fare il Catania, in uscita soprattutto. Una rivoluzione è preannunciata a Messina. Il Trapani ha messo gli occhi su Anatriello. Francesco Triolo. Il calciomercato è pronto a decollare per il Catania, ma non solo. I rossazzurri sono una delle società che dovrebbero operare in maniera più massiccia. In uscita ci sono almeno 8 giocatori, un numero elevato anche per via dei tanti fuorilista che il club etneo ha in questo momento. Almeno 5 potrebbero partire subito, così anche da liberare parte del monte ingaggi da utilizzare per i nuovi. Le trattative più avviate sono quelle per Zanellato e Chiricò, sul quale c'è una società del centro Italia e potrebbe essere inserita una contropartita tecnica nell'operazione. Su Zanellato invece ci sarebbe un club lombardo, sempre di Serie C. Sondaggio della Regina invece per Rapisarda e della Triestina per Silvestri. Potrebbero viaggiare in coppia, direzione Sud Tirol. Invece Luperini e Adamonis. Capitolo entrate, il nodo portiere è quello più urgente. Nonostante l'arrivo di Farroni, si lavora su 2 nomi. Il primo è quello di Andrea Dini, classe 96, ex Trapani e Crotone, ora il Catanzaro. Il secondo, di prospettiva, Gianluca Saro, classe 2000, di proprietà della Cremonese. Torna a sentirsi inoltre il nome di Marco Garetto, 23 anni, del Rimini, mezzala da 5 gol sinora in campionato, che già la scorsa estate era finito nel mirino del DS Faggiano. In attacco invece c'è una vecchia conoscenza del tecnico Mimmo Toscano, ovvero Steven Spendi, 21enne, di proprietà adesso dell'Empoli, ma in prestito alla Carrarese, dove ha realizzato 2 reti. Potrebbe giocare da seconda punta in coppia con Inglese. Il mercato potrebbe rivoluzionare anche il Messina. Diversi giocatori hanno chiesto di andare via. Dopo Manetto al Picerno, in uscita anche Rizzo. Petrungaro potrebbe finire al Potenza, Lia al Cerignola, Ortisi all'Altamura, Anatriello al Trapani. Movimenti che saranno ufficializzati dopo la firma del direttore sportivo Domenico Roma.
Noi intanto ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, appuntamento per le 20, buon pomeriggio.